Cari amici della Via dei Presepi, buon anno a tutti, ormai ci volgiamo al termine di questa edizione, 11ª edizione della Via dei Presepi, ma i presepi non sono finiti. Siamo ritornati a Venegazzù, con noi abbiamo Stefano Zacchetto, il portavoce quest'anno del gruppo Amici del Presepi di Venegazzù. Buon anno a tutti voi ragazzi. Grazie. Stefano, raccontaci un attimino, abbiamo visto qualche novità e quindi raccontacela per i telespettatori. Allora, quest'anno, tanto con l'apertura di quest'anno, siamo giunti alla 37esima edizione e il nostro presepe, come al solito, rappresenta un paesaggio della nostra pedemontana qui in Veneto. L'ambientazione è quella della parte contadina degli anni 50 e anche quest'anno, come ogni anno, abbiamo portato alcune novità, soprattutto nella parte appena si entra, dove abbiamo creato una scena nuova e poi abbiamo modificato alcuni sfondi in secondo piano. Abbiamo visto all'interno della scena nuova è stato inserito un bel ricordo, un ricordo di un vostro caro amico, del nostro caro Sì, amico. certamente, giusto per non dimenticarci mai, l'anno scorso purtroppo è venuto a mancare un nostro compagno di viaggio e quindi abbiamo voluto rendere omaggio anche quest'anno con l'inserimento di una piccola immagine all'interno di una casa. Noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo, il nostro gruppo in parte è qui, poi mancano altri 3 amici, qui abbiamo Lino, abbiamo Carlo, Mauro, Andrea, Yuri e poi abbiamo anche Piero, Gianluca e Mirto. Ormai, come abbiamo detto, le festività volgono al termine, l'Epifania si avvicina, la gente è stata numerosa ed affluente in questi giorni, però per chi non è ancora stato, dove siamo e in che orari si può visitare questo bellissimo presepio? Allora, ricordiamo sempre il presepio di Venegazzù, si potrà visitare in tutti i giorni festivi dalle 14:30 alle 18:30, poi il prefestivo dalle 14:30 alle 17:30, mentre nei giorni feriali, nel periodo del 25 di dicembre fino all'Epifania, dalle 14:30 alle 17:30. Noi intanto vi ringraziamo dell'accoglienza, vi facciamo gli auguri, intanto che i ragazzi mi raggiungono qui vi ricordo che come vi dico sempre, continuate a visitare più presepi possibili nel territorio perché gente come loro investono il tempo rubandolo alle famiglie e l'unico modo, o uno dei tanti modi per ringraziarli è quelli all'interno del presepe, all'uscita, mettere un obolo e essere presenti perché il vostro sorriso è la loro migliore ricompensa perché gli dà la carica per continuare. Ragazzi, venite qua perché facciamo gli auguri di buone feste a tutti i telespettatori e noi ci vediamo comunque il prossimo anno. Quindi ragazzi, buone feste a tutti. Buone feste, buon Natale.